Quindi, sistema accordatura pitagorica, zarliniana o naturale, mesotonica. Mi sono dimenticato una cosa. Il problema che si pongono gli scienziati musicisti, perché allora erano solo scienziati che si occupavano di musica, non c'erano né proprio musicisti che si occupavano di questa cosa, era conservare l'intervallo puro o accettare un compromesso. Che significa l'intervallo puro? Che cos'è? Vi ricordate quella storia di Pitagora, rapporto 3:2, 4:3, poi con Zarlino 5:4? Intervallo puro significa esattamente questo, che bisogna tenere in considerazione gli intervalli dal punto di vista matematico. Quindi se un Do Sol ha una distanza 3 mezzi che, tra virgolette, noi che ora siamo i cent, è formata da, che ne so, 406 cent, okay. Nel temperamento equabile il 6 sparisce e diventa 400 perfetto. Il semitono che è il Mi bemolle diventa 300, faccio un esempio, il 200, fanno tutti di 100 in 100, ecco perché si chiamano centesimi. Quindi gli intervalli puri, che sono quelli che si ricavano dalla matematica, non rispecchiano esattamente il temperamento equabile. Sono un po' calanti, ok? Sono un po' aumentati. Quindi c'è un'altra guerra qui. La musica è fatta di intervalli puri, che poi si dimostra, grazie a Sauer, uno scienziato ma anche un musicista, che calcolando gli armonici, voi sapete che ogni suono è formato da tanti armonici, in realtà loro dimostrano che sia Pitagora che Zarlino e tutti gli altri avevano ragione dal punto di vista matematico, cioè dicevano guardate che gli armonici matematicamente sono esattamente come gli intervalli di cui si parlava prima, 2:1, 4:3, 5:4. Tanti musicisti dicono se noi vogliamo suonare in tutte le tonalità, in poche parole, questa cosa la dobbiamo perdere, dobbiamo dividere il semitono in parti, la scala in parti uguali, quindi il semitono è formato da 100 cent, Do 0, Do diesis 100, Re 200, Re diesis 200, 300, perché così Re diesis e Mi bemolle è uguale, sono sempre 300, anticamente il Re bemolle e il Do diesis erano diversi, magari uno era 110 e uno era 90, okay? Quindi dobbiamo accettare questo compromesso. La critica che fa Zarlina a Galilei è proprio questa, dice tu dici che prima o poi la gente accetterà questa cosa come un cibo insipido, ha da piacere dopo tante volte che l'ha assaggiato. Facevo questa critica. E infatti Galilei dice sì, è così, prima o poi il nostro udito capirà che il temperamento è la soluzione giusta perché si adeguerà, prima o poi noi ci adegueremo. Infatti se voi sentite suonare un pianoforte con l'accordatura equabile oppure con un'accordatura del 1800, che ne so, non dico pitagorico ma mesotonico, del Vallotti così, cambia. Per noi ora è diverso perché noi ora siamo abituati al temperamento equabile, al centesimo di tono, che poi viene ideato da Ellis nel 1846, non mi ricordo, che inventa il centesimo, ma in realtà forse Newton l'aveva pensato, in alcuni libri ho trovato che Newton aveva già pensato a quest'idea. E quindi eravamo rimasti lì sul problema dell'intervallo, della purezza di un intervallo piuttosto che no. Poi arriva Rameau. Rameau fu un altro musicista e scienziato, perché attenti, perché c'era chi era interessato solo dal punto di vista teorico, ma chi suonava, e lì fa la differenza. Okay? Rameau fece un'altra rivoluzione. Rameau disse, in Francia c'era una specie di guerra, la querelle des buffons, il problema dei buffoni, in cui si diceva che l'opera francese e l'opera italiana erano diversi, c'è chi diceva che l'opera italiana rappresentava di più l'opera perché è una bella melodia e sonorità e l'opera francese di meno, ma in realtà era anche una critica all'aristocrazia francese, insomma c'è un bellissimo, c'è un dibattito molto acceso. L'ho raccontato in un altro video dove parlo in Rameau. Rameau però cosa capisce? Lui dice guardate che non è importante la melodia o il testo o quello che si dice,
ma dobbiamo capire che la melodia nasce dall'armonia. Siccome il Do è fatto di armonici, Do, Sol, Re, la melodia è nascosta dietro questa armonia. Quindi noi dobbiamo basare i nostri rapporti musicali su questa armonia. Quindi l'armonia è formata, sapete meglio di me, che gli armonici sono formati da prima, ottava, poi quinta, ottava. I primi sono Do, Sol, Do, Mi, Sol. Vedete? Do, Sol, Do, Mi. In questi primi accordi c'è la triade Do, Mi, Sol. E dicevo, noi dobbiamo basare la melodia e l'armonia sempre su questi accordi, che lui chiama fondamentale. Ok? Ma qui ci vorrebbe un video a parte che poi farò. Con Rameau diciamo che la musica diventa scienza, poi nasce l'armonia funzionale, ecco la tonica, sottodominante, dominante, insomma con Rameau la musica diventa scienza, cioè quindi un metodo rigoroso che poi viene usato nel classicismo. Ok? Abbiamo parlato di intervalli puri, così c'è il compromesso, quindi a un certo punto insomma il temperamento equabile vince. Perché? Perché alla fine i musicisti avevano bisogno di modulare, non potevano stare lì. Bach scrisse la sua opera i suoi 24 preludi per 2, 48 preludi in diverse tonalità, maggiori e minori, in tutte le tonalità, e lui capisce che non può bastare una sola tonalità, lui voleva scrivere i brani in tutte le tonalità, ma per fare questo doveva accettare un compromesso tra la purezza degli accordi e il temperamento equabile, capito? E qui ci sono stati 200-300 anni di guerra tra fisici, poi a un certo punto si buttarono tutti in questa storia del temperamento, musicisti, scienziati, psicologi, letterati, Shakespeare, perché insomma era affascinante anche come storia, e quindi insomma, scendevano tutti in campo, ognuno diceva la propria. Io ho letto tantissimi libri su questa cosa. Diciamo che ho fatto anche un disco su questo, un disco strumentale dove racconto la storia insomma, del temperamento tramite i titoli dei brani. Alla fine il temperamento vince, perché Vincenzo Galilei dice va bene tutta questa matematica, però guardate che poi, in fin dei conti, quello che noi percepiamo, noi prima o poi ci adeguiamo, anche se non sentiamo una terza pura, non la sentiamo temperata, a noi ci piacerà lo stesso, ma almeno abbiamo la possibilità di andare da una tonalità all'altra senza problemi. Anticamente tu potevi suonare solo in quelle tonalità, altre si dovevano evitare. Se tu andavi da un Do a un Fa diesis, andavi incontro a delle quinte che poi stonavano e venivano chiamate quinte del lupo, cioè perché queste quinte a un certo punto urlavano, ci andavano fuori dal range, non rispecchiavano più la stessa, non dico frazione, ma la stessa distanza, tra virgolette, matematica che c'è tra un Do e un Sol. Ora, se noi facciamo Do Sol e Do diesis Sol diesis, è la stessa cosa, il nostro orecchio lo percepisce come cose, ma una volta fare Do Sol e Do diesis Sol diesis era tutt'altra cosa, perché erano accordate tutte in Do. Quindi capite che se andavi su Do diesis, dove infatti alcuni suonavano in Re bemolle, insomma c'erano storie fuori dal normale. Questo per quanto mi riguarda, io mi occupo di scienza e musica, la matematica è molto importante qui. La matematica fa capire che c'è un nesso tra il numero e la nota, anche se poi si abbandona la struttura matematica, ma comunque il centesimo è sempre matematica, c'è un semitono, un centesimo, è sempre matematica. E niente ragazzi, questa è la storia del temperamento. Ci sono moltissimi video dove spiegano meglio insomma la situazione e così. Senza una lavagna e senza è molto difficile, in realtà potevo anche usare una lavagna, un foglio, ma mi scocciava. Sono 3 piccoli video un po' lunghini, però insomma non dico che vi spiegano come funzionano le cose, però vi fanno capire dei passi fondamentali che potete integrare con altri video. Quindi il libro Consiglio Temperamento di Stuart Isakov
la scala musicale di Bellissima, ma poi c'è Andrea Frova che ha scritto un bellissimo libro su fisica della musica, sulla dodecafonia, ci sono tantissimi libri. Come funziona la musica, che è molto bello, molto semplice, divulgativo così. E niente, quindi se avete domande o altro, io sono qui.